Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. L'ecco di scena allo stadio dei Marmi di Carrara per dare continuità ai risultati. Sono 4 punti nelle ultime 2 partite per la formazione di mister D'Agostino, che mette un centrocampista in più, soltanto Magni in attacco, rinuncia a Capogna e Mastroianni quest'oggi in panchina. Ecco che vuole sbloccarsi lontano dalla riga Monticeppi, dove la vittoria manca da diverso tempo. Contro una formazione, quella di Baldini, che non vince invece da 7 partite, ma rimane comunque molto pericolosa. Foglia a battere il calcio d'angolo al terzo minuto, Seliak anticipato, Magni col mancino, alza la conclusione sopra la traversa della porta di Pulidori. La prima conclusione dunque è del Lecco, dall'altra parte scende centralmente la Carrarese. Palla sulla destra, Mari Lungo, un cross perfetto per Luca Giudici, l'ex di turno che colpisce in gioco aereo e centra il palo, a Pissardo battuto. Va vicino al vantaggio la Carrarese, rivediamo con i giri giusti il cross di Mari Lungo, prende il tempo a Merlisala Giudici, in grande palla dopo aver lasciato il blu celeste, calcio di punizione al sesto per la Carrarese, sul filo del fuorigioco Mari Lungo trafigge Pissardo in questo caso, ma è tutto fermo. Posizione di offside, la rivediamo, Mari Lungo che scatta un attimo oltre, poi anticipa il compagno di squadra Murolo, ma il gioco è fermo, lancio lungo a cercare Magni, anticipato, bravo però il numero 10 blu celeste con il tacco a servire Foglia che prova la conclusione, da lontanissimo dai 30 metri il destro di Foglia e sfiora di poco la traversa sopra la porta di Pulidori. Dalla sinistra Azzi, colpo di testa, sempre Lecco con Magni che raccoglie il limite dell'area, prova la conclusione ma è debole il rasoterra di Dudu Magni, Pulidori la fa sua, un cappellino alla Olli e Benji, l'estremo difensore della Carrarese, lancio di Foglia, dall'altra parte Azzi di controbalzo, realizza il gol del vantaggio del Lecco, sono passati 19 minuti per la prima rete dell'italo-brasiliano in maglia blu celeste, tra i più in palla, tra i più attivi nel corso del primo tempo sulla sinistra, va a festeggiare con i compagni e i componenti della panchina e dello staff tecnico, Azzi, grande palla di Foglia, poi Azzi lo stop, poi si butta giù per trovare forza nella conclusione con l'interno destro. Ed è un gol bellissimo per l'esterno d'attacco di mister D'Agostino, che si conferma in grande crescita dal suo arrivo a gennaio. 1-0 Lecco al 19esimo. Calcio d'angolo al 21 per la Carrarese, la palla che sfila. Poi arriva la conclusione forte e potente, la parata di Pissardo sul tiro di Murolo centrale. Ancora la Carrarese. Un rimbalzo permette al Lecco, lo vediamo, di ripartire, ma c'è un fallo di mano qui non visto dall'arbitro. Si prosegue il lancio di Schiro a sinistra, la palla dentro per la conclusione a botta sicura di Foresta, e qui miracolo di Marzorati che in scivolata anticipa Pissardo ed evita alla Carrarese di pervenire al pareggio. Marotta che lancia a lungo per Foglia non riesce a anticipare l'uscita incredibile di Pulidori. Marotta è entrato al posto di Bolzoni che si è procurato un problema, un infortunio al tricipite femorale. Foglia non ha forza per concludere e riesce a mettere fuori Borri. Iocolano perde palla, cerca di ripartire la Carrarese, poi però è bravissimo Marotta a recuperare questo pallone. La palla per Iocolano sulla destra, il numero 17 blu celeste se la porta bene sul piede forte e poi in diagonale
trafigge Polidori per il 2-0 al 42esimo, il balletto di Simone Iocolano che quando si accende crea magie, diagonale forte e sicuro sul palo lungo per battere Polidori. Dopo l'aggancio, un passo per portarsi la palla sul destro e da quella posizione Iocolano ha già segnato in stagione e non sbaglia, 2-0 Lecco. Nella ripresa apre il gioco sulla destra Luci, riconquista palla, ma qui c'è un fallo di mano presunto di Marotta, fischiato dal direttore di gara Michele Giordano. Rivediamo, qui la spalla è attaccata al corpo, attenzione perché è un'azione importante, batte un calcio di punizione con uno schema, poi la palla buttata sul palo lontano, Murolo di testa traversa e poi da quella posizione non può sbagliare Marilungo. Ma sono successe tante cose in questa azione, un episodio riapre la partita per la Carrarese, il fallo di mano presunto di Marotta che abbiamo visto dalle immagini non esserci, poi Valietti apre il gioco, Murolo sembra in posizione di fuorigioco, reclamano i giocatori della Lecco, poi la traversa, da lì non può sbagliare un giocatore come Marilungo davanti a tante maglie del Lecco, si lamentano i giocatori blucelesti, 2-1, ci prova allora la Carrarese a riaprire il match. Dalla destra il pallone dentro, sfila, lo fa sfilare Pissardo e poi concede il calcio d'angolo. Brivido in area bluceleste. Dall'altra parte rincorrono il pallone i giocatori dell'Ecco, parte il contropiede dei padroni di casa, lanciato a rete Manzari che si difende dall'attacco di Masini, poi il sinistro fuori alla sinistra della porta di Pissardo. La Carrarese però è tutta qui, non riesce a procurare occasioni e pericoli per la porta dell'Ecco, scende Capoferri fino in fondo, dall'altro lato a sinistra, nessun problema però per Polidori. 2-1 al 93esimo, finisce così la partita con questa azione finale della Carrarese. L'Ecco porta a casa 3 punti, una vittoria importantissima, si ritrovano i 3 punti lontano da Rigamonti Ceppi, la formazione bluceleste sale ora al 4° posto in classifica.